5 arresti e 53 denunciati, questo è il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Pordenone che ha sgominato un sodalizio criminale italo-cinese per il riciclaggio di denaro derivante dal traffico di rifiuti ferrosi. Al via oggi gli esami di maturità con il solo orale. 9.400 gli studenti coinvolti in regioni, tensioni ed emozioni. Questo per l'Associazione Nazionale Presidi potrebbe essere l'esame del futuro. Dopo mesi di stop, primi matrimoni con cerimonia e banchetto, anche in Friuli sì al buffet, ma niente baci e abbracci per gli auguri agli sposi. Per la prima volta in Italia e forse in Europa, sulle sponde del Torre è stata ripresa e studiata da vicino una cucciolata di sciacalli dorati. È durata settimane l'osservazione di un appassionato naturalista della Bassa Friulana. La cessione di De Paul all'Atletico Madrid apre la caccia al suo successore. L'Udinese sta vagliando in particolare 3 soluzioni, ma potrebbe aprirsi anche la strada per il cambio di modulo. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo con la cronaca. Scoperta una frode fiscale da oltre 300 milioni di euro, arrestate 5 persone, 53 quelle denunciate. Il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Pordenone che ha sgominato un sodalizio criminale italo-cinese. Peraltro proprio verso la Cina sono stati trasferiti illegalmente 150 milioni. Veniva riciclato il denaro ottenuto dal frutto del traffico di rifiuti ferrosi. Un accordo tra italiani e cinesi per scambiarsi il contante ottenuto da operazioni finanziarie a nero. La Guardia di Finanza di Pordenone, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Trieste e dal PM Federico Frezza, ha arrestato 5 persone, 2 in carcere e 3 ai domiciliari perché pronti a trasferirsi in Svizzera e ne ha denunciate 53 per traffici illeciti di rifiuti per importi da oltre 300 milioni di euro. La banda comprava a nero gli scarti metallici, poi con delle società finte fatturavano alle acciaierie che erano inconsapevoli e alla fine spostavano i capitali all'estero. Una delle peculiarità è appunto questo trasferimento occulto di 150 milioni di euro effettuato dall'Italia alla Cina, bypassando completamente tutti i presidi previsti dalla normativa antiriciclaggio e la normativa valutaria. Qualcosa che francamente ha sorpreso anche noi all'inizio perché era un po' difficile da comprendere. In buona sostanza si è trovato un patto tra 2 distinte organizzazioni, quella italiana che aveva disponibilità liquide in conti correnti all'estero e quella cinese che per contro aveva enorme disponibilità cash da far rimpatriare in Cina. In buona sostanza cosa succedeva? Succedeva che i soggetti italiani hanno trasferito in Cina 150 milioni sulla scorta di inesistenti importazioni di acciaio e di ferro e all'accredito i cinesi consegnavano cash in buste anche con 200.000 euro in contanti direttamente agli italiani il controvalore. Per non destare sospetti venivano anche fatti girare i camion ma completamente vuoti, circa 7.000 dal 2013 al 2021. A innescare le indagini una piccola società che da poche centinaia di migliaia di euro era passata a fatturare diversi milioni. Al momento tra liquidità e immobili sono stati sequestrati importi per 66 milioni. Il procuratore Antonio De Nicolo sottolinea come spesso i reati contro il fisco vengano sottovalutati dalla popolazione. In questa intervista lancia anche l'allarme sul personale attualmente carente nelle procure. Sui reati fiscali dobbiamo accendere veramente un faro e dobbiamo cominciare a pensare che sono reati gravi perché tradiscono la fiducia che il popolo italiano ripone sulla correttezza fiscale e che per adesso i lavoratori dipendenti sono gli unici a poter garantire. Il procuratore nel corso della presentazione dell'operazione ha voluto sottolineare il perché sia stata proprio la Procura di Trieste a seguire le indagini. La Procura distrettuale si occupa di una serie di reati indicati dal codice. Noi non possiamo travalicare quelle competenze nell'ambito dell'intero distretto se non nelle materie che il codice ci affida, tra cui quella del traffico organizzato di rifiuti che ci ha permesso appunto di prendere cognizione di questa vicenda e gestirla con i mezzi e le professionalità che soltanto una direzione distrettuale antimafia può avere.
Sul fronte del personale, l'allarme di De Nicolo riguarda la mancanza di uomini. Dovrebbero essere 11 a fronte dei 9 attuali che si occupano sia di antimafia che della normale attività, mentre con il personale adeguato 3 procuratori potrebbero occuparsi esclusivamente di antimafia. Un allarme rilanciato anche dal sostituto procuratore Federico Frezza, che lo ha esteso anche ai giudici, troppo pochi per la mole di lavoro a cui è sottoposto il capoluogo. Alle 8:30 di questa mattina sono iniziati gli esami di maturità che interessano 9.400 studenti del Friuli Venezia Giulia. Per loro solo una prova orale della durata di un'ora, ma non è un esame di serie B, ha detto oggi il ministro dell'istruzione Bianchi. Maturità al via oggi per 9.400 studenti del Friuli Venezia Giulia, la seconda all'insegna delle regole Covid. In tutta Italia sono oltre 500.000 i ragazzi e le ragazze che affrontano la prova. Gli ammessi sono il 96,2% del totale. L'esame di Stato prevede una sola prova orale della durata di un'ora. Si parte dall'elaborato, il cui argomento è stato assegnato dai consigli di classe e che i candidati hanno avuto un mese di tempo per produrre con il supporto di un docente e che hanno già consegnato. Si procede poi con l'analisi di un testo di letteratura italiana e con domande legate alle altre materie studiate. Per chi avesse seguito un percorso di alternanza scuola-lavoro, la prova si conclude parlando di questa esperienza. L'esame vale al massimo 40 punti su 100, mentre gli altri 60 saranno assegnati sulla base dei risultati raggiunti dai candidati durante il percorso scolastico. La valutazione finale sarà sempre espressa in centesimi, con la possibilità di ottenere la lode. Le commissioni sono formate da 6 professori interni ed un presidente esterno. Ciascuna può valutare 5 maturandi al massimo al giorno. Per quanto riguarda le regole anti-Covid, è necessario indossare la mascherina chirurgica, igienizzarsi le mani, rispettare il distanziamento. Per evitare assembramenti, ciascun candidato può avere solo uno spettatore. Ragazzi, credo che mai come in questo momento tutto il paese sia con voi, tutto l'affetto è per voi che state superando questa prova. Avanti, ha detto a Rai News 24 il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, sottolineando che quello di quest'anno è un esame a pienissimo titolo e non di serie B. Bianchi ha anche fatto sapere che se la situazione migliorerà da qui a settembre e permetterà a tutti di sentirsi sicuri, si andrà oltre le mascherine. Andiamo allora a sentire i diretti interessati, li ha raggiunti al centro studi di Udine la nostra Monica Tosolini. Che anno è stato per voi questo? È stato un anno un po' duro e con la didattica a distanza non ha aiutato molto, però sono contento di aver finito. Ti senti sicuro? Abbastanza, sì. Spero che vada tutto bene come deve essere previsto. Spero di uscire, mi basta solo uscire a me in realtà. Fuori il dente e fuori il dolore, Giulia, com'è andata? E sono venuti fuori argomenti anche abbastanza interessanti perché l'esame secondo me non deve essere solo materie della scuola ma anche attualità. I professori ci hanno messo subito a nostro agio e appunto l'orale è stato molto interdisciplinare, ecco, spaziava molto con le argomentazioni, quindi non è una cosa tanto inquadrata rispetto alle competenze. Ecco. Stamattina lui era il primo e io il secondo e ci siamo visti quando lui è uscito, però poi quando entri i professori sono buoni, sono accoglienti. Vi sentite penalizzati dal fatto di aver fatto un esame così particolare? Sarebbe stato penalizzato se avessimo fatto gli iscritti, perché secondo me matematica, farla in DAD è molto più difficile. C'è un vero e proprio dialogo, uno scambio quasi di idee, no? E le presentazioni, proprio i PowerPoint, sono un po' il sinonimo di questo. Noi possiamo gestirci l'esame e questo è un po' il compimento, secondo me, di un percorso vero e proprio durato 5 anni. Essendo in quinta superiore, è l'ultimo esame che probabilmente molte persone faranno, secondo me andrebbe meglio fatto un esame più serio. Con un po' di impegno e con molta calma e un po' di tranquillità si va ovunque. Ed ora le emozioni a caldo non solo degli studenti raccolti al liceo Leopardi Majorana di Pordenone da Daniele Micheluzzi. È arrivato il giorno degli esami, insomma, emozione? Beh, sicuramente un po' di emozione, un po' di paura, come giustamente anche insomma normale. Comunque sono contenta di essere insomma arrivata e adesso mi voglio insomma un po' godere questo momento che è un po' la somma di tutti questi 5 anni e insomma cercare di fare il meglio che si può. Dormito stanotte? Sì, dai, sì, bisogna insomma essere riposati e carichi per questo giorno. Com'è andata?
Bene, i professori mi hanno messo a mio agio, anche se avevo un po' di ansia all'inizio, poi parlando con loro comunque sempre le solite facce, insomma da 3 anni ormai, quindi mi sono ritrovato a parlare con persone che mi sembravano quasi amici, più che professori, che un interrogatorio. Siamo al secondo anno con questa formula ridotta, però questo non vuol dire che l'esame non si svolga comunque non solo nella regolarità, ma cercando di valorizzare tutte le conoscenze e le competenze dei candidati. Appena finito l'esame, com'è andata? Tutto bene, devo dire, è stato più semplice di quanto mi aspettassi, nonostante fossi molto in ansia, però sono stata contenta di come è finito, insomma, il mio percorso di questi 5 anni al liceo classico. Sicuramente fare 1 anno e mezzo in DAD mi ha portato a crearmi molte ansie, molti problemi, però comunque alla fine sono riuscita a completare come volevo questo ciclo di studi, quindi sì, sono molto contenta e mi sento molto più tranquilla adesso. L'ansia si fa sentire, diciamo, e siamo preoccupati io e i miei compagni, però insomma speriamo di farcela. Questi sono appunto il mio elaborato, l'ho incentrato per lo più sul folklore e anche parlando del gruppo folcloristico Federico Angelica Danzini di Aviano, di cui faccio parte da quando sono nata, e queste sono le pigotte che sono realizzate per l'UNICEF, in particolare per poter raccogliere dei fondi e degli aiuti per i bambini dell'Africa, quindi assistenza sanitaria materna e infantile, ma anche per i vaccini contro le principali malattie, ecco. Abbiamo sentito l'opinione dei maturandi su questa nuova formula di esame per l'Associazione Nazionale Presidi. Questo potrebbe diventare l'esame del futuro. Una bella sfida per questi ragazzi. Sì, diciamo era anche una sfida attesa, insomma, per la quale tutti, ciascuno nel proprio contesto di apprendimento e di percorso scolastico, sicuramente si è preparato. Un esame diverso, un accompagnamento diverso rispetto ad altri anni. Sì, penso che proprio la parola corretta sia proprio questa, un accompagnamento dei ragazzi verso questa tappa finale del loro percorso. Io trovo che questo tipo di esame così conclusivo potrebbe addirittura diventare, diciamo, la formula anche per il futuro, con qualche insomma, revisione, però insomma, una riflessione sull'esame di Stato secondo me è utile, anche sulla sua modalità, ecco, rispetto a quella in uso nel passato. E poi si potrebbe addirittura ragionare se abbia ancora senso fare un esame. Una formula nuova per questo esame legato alla pandemia. Allora andiamo a vedere il bollettino Covid di oggi. Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia non sono stati registrati decessi, mentre sono stati rilevati 23 nuovi contagi a fronte di 6.000 tamponi effettuati. 3 contagi tra l'altro riguardano alcuni migranti rintracciati nell'ex provincia di Trieste. Scendono a 2 i ricoveri nelle terapie intensive, i pazienti negli altri reparti calano a 8. E nel primo giorno di apertura vaccinale anti-Covid per i ragazzini dai 12 anni ai 16, in farmacia nessuno chiede informazioni e tantomeno si prenota. Lo racconta Antonella Colutta, vicepresidente del gruppo farmacie di Confcommercio Udine. Sono state aperte oggi le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid per i ragazzi over 12, ma le adesioni nelle prime ore stanno andando molto a rilento. Ancora assolutamente niente, c'è stato un po' di interesse da parte dei genitori la scorsa settimana quando si erano aperte le agende per gli over 16, in realtà poi non abbiamo avuto riscontri, nessuno ha più chiesto niente e oggi non abbiamo fatto nessuna prenotazione ad ora. Io spero vivamente che i genitori prenotino in autonomia tramite la app, che a questo punto è un metodo per prenotare abbastanza efficace. Ma effettivamente c'è stato un rallentamento anche per quanto riguarda le altre fasce d'età, per gli adulti. È calata la tensione sicuramente, gli adulti da quello che sentiamo stanno rimandando purtroppo a settembre. Sono le persone che comunque si spostano in auto, che rimangono in regione, che non hanno grossi programmi di vacanza. Per quanto riguarda la fascia degli ultra sessantenni, chi ha rinunciato adesso fa fatica a riuscire ad inserirsi. Che cosa sta accadendo dal suo osservatorio?
Posso dire che è la fascia che ha risposto meno e che ha anche rinunciato al vaccino purtroppo. Hanno annullato molte prenotazioni, anche dalle farmacie sono state cancellate. E gli ultra sessantenni non hanno un'alternativa ad oggi ufficiale. Noi sappiamo che il vaccino da qui in poi sarà Pfizer, però non abbiamo questa certezza, non la possiamo dare, non abbiamo comunicazioni ufficiali e se ci fossero ci darebbero una grande mano a convincere anche quella fascia di età a cui è riservato AstraZeneca. Sono 682.176 residenti in regione che hanno già prenotato il ciclo di vaccinazione anti-Covid. Al 92,4% di questi è già stata inoculata la prima dose. Oltre il 65% di chi ha più di 16 anni ha chiesto di essere vaccinato. Lo ha fatto sapere il vice governatore della regione Riccardo Riccardi, precisando che oggi sono state superate le 12.000 somministrazioni di vaccino in una sola giornata. E dal 28 giugno lo stabile della Grado Impianti Turistici di Viale Dante Alighieri sarà messo a disposizione per la somministrazione di 250 dosi di vaccino Pfizer per il Covid-19 agli operatori turistici, quali potranno poi ricevere la seconda dose il 4 agosto nella stessa sede. Nei giorni successivi e per tutta l'estate la campagna vaccinale proseguirà al poliambulatorio di Grado di via Fiume. E sempre a Grado il 19 giugno sarà attivata la guardia medica turistica per i non residenti che funzionerà tutti i giorni dalle 8 alle 20. Dal 1 luglio al 31 agosto il punto di primo soccorso, già operativo nelle ore diurne, sarà potenziato con la presenza di un medico anche durante la notte, estendendo la propria operatività dalle 20 alle 8 del mattino. E Fincantieri, in ragione del rilievo sociale che il processo di immunizzazione riveste per l'intero Paese, ha perseguito con determinazione l'obiettivo di attivare la campagna vaccinale nei luoghi di lavoro. Lo rende noto la stessa Fincantieri, precisando che il gruppo ha deciso di sostenere a proprio carico l'onere derivante dalla gestione dei punti vaccinali aziendali anche per il personale impiegato dalle imprese partner. Ripartono i matrimoni con tanto di cerimonia e banchetti con invitate. Come sono queste nozze Covid-free? Lo abbiamo scoperto seguendo uno dei primi matrimoni celebrati con queste nuove regole in Friuli. Si tratta del matrimonio di Federica e Gabriele, che è stato celebrato all'abbazia di Rosazzo a Manzano. Dopo il blocco e le tante limitazioni ripartono le nozze con amici e parenti, con cerimonia e la possibilità di fare un rinfresco a un buffet, sempre rispettando le normative anti-Covid che restano in vigore, ovvero la distanza di sicurezza, l'indosso della mascherina e un documento a seguito che certifichi la negatività al test del coronavirus oppure in alternativa l'avvenuta vaccinazione. Documento alla mano del tampone o del vaccino per lei? Io ho fatto il primo vaccino, quindi ho la certificazione, ce l'ho in borsa. Io ad esempio che non ho ancora fatto il vaccino, ho fatto il tampone rapido in farmacia, c'è chi ha fatto il vaccino, siamo tutti con le carte in regola. Un sì dopo tanto tempo. Sì, alla fine siamo stati contentissimi di riuscire a farlo, perché fino all'ultimo eravamo un po' indecisi se si poteva o non si poteva, ma abbiamo deciso di non demordere e siamo arrivati qui. L'amore vince anche sul Covid. A quanto pare sì, vero amore? Sì, per fortuna sì, ce l'abbiamo fatta dopo 3 volte in cui abbiamo rimandato, siamo riusciti a coronare il nostro sogno, siamo molto felici. Hai pianto tantissimo? No, un po'. Più di me, molto più di me. Sì. Non mi avete visto a casa. No, e io non l'ho visto a casa, quindi sì, è stato molto molto emozionante, ancora più di quanto ci aspettassimo. Sì al buffet, ma niente baci e abbracci per festeggiare i novelli sposi. Nuove regole per la festa anche dopo la cerimonia.
dalla consegna delle bomboniere, che deve avvenire direttamente da parte degli sposi, e nel caso di buffet non c'è libero accesso alle portate, ma è necessario rivolgersi al personale per ottenere un piatto singolo. Niente baci e abbracci per le congratulazioni agli sposi nel giorno più bello. Via libera alla musica, sì, ma resta il punto di domanda sulle danze, che possono avere luogo in base alla location scelta per pranzo, cena o buffet. Siamo in piena normativa Covid, per cui dobbiamo soggettarci a quello che sono le normative vigenti. Il buffet viene protetto e il servizio per quanto riguarda il buffet viene fatto esclusivamente da personale interno, da noi. Quindi l'ospite ci indica, ci chiede la pietanza che più viene gradita, viene messa nel piatto e viene data all'ospite. Oggi per fortuna abbiamo un matrimonio relativamente piccolo, sono una quarantina di persone, quindi il distanziamento sociale ce n'è e siamo tutelati tutti quanti, sia gli ospiti che noi stessi del personale. Con il papà dello sposo abbiamo anche il metro in macchina, farà le misurazioni durante il rinfresco. Sì, con il rinfresco dobbiamo essere ligi alle nuove disposizioni. Partiti dalla Romania ed entrati in Italia dal valico di Gorizia senza rispettare le prescrizioni previste dalle normative sulla diffusione del Covid-19, 7 cittadini di nazionalità moldava sono stati sanzionati. Complessivamente dovranno pagare una multa di oltre 4.200 euro. Il gruppetto è stato individuato a bordo di un furgone lungo la A28 all'altezza degli svincoli di Pordenone. Gli agenti di polizia stradale hanno appurato che il mezzo partito dalla Romania aveva attraversato Ungheria e Slovenia, entrando in Italia dal valico di Gorizia. Un uomo di 80 anni di Buia è stato trasportato in ospedale intorno alle 18 di oggi dopo essere finito con la sua Volkswagen Golf contro il muro di una casa a poca distanza da Piazza Libertà a Pagnacco sulla Osovana. Vista la gravità dell'incidente è stato allertato anche l'elicottero sanitario. Pesanti disagi al traffico, rilievi, accertamenti e viabilità a cura degli agenti della polizia locale del Corpo Intercomunale di Pasian di Prato, Martignacco e Pagnacco. Un operaio di 39 anni è rimasto ferito questo pomeriggio dopo essere finito contro un platano con il furgone che stava conducendo. L'incidente si è verificato a Codroipo in via Piave sul tratto che da Pordenone porta al centro cittadino. Nell'impatto l'operaio è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato dai vigili del fuoco volontari di Codroipo. Soccorso dall'equipe medica, è stato portato in ospedale a Udine con l'ambulanza. La Sores aveva inviato anche l'elicottero, rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri della cittadina del Medio Friuli. La Giunta per le nomine, presieduta da Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, ha espresso parere favorevole alla conferma di Federica Seganti alle redini del Consiglio di amministrazione della società Friulia, di cui la Regione detiene il 78,4% di capitale, e di Anna Di Pasquale quale amministratore unico di Autostrade Alto Adriatico, società in house, il cui 67% delle azioni è della Regione. Ed è in arrivo dall'Europa un'iniezione di liquidità per il Friuli Venezia Giulia da 739 milioni di euro da qui al 2027. Un risultato importante, commenta l'assessore alle finanze Barbara Zilli, che riconosce anche le potenzialità di progettualità e investimento che abbiamo su questo territorio. Quasi 739 milioni di risorse europee nel periodo 2021-2027 per sostenere con decisione la crescita del Friuli Venezia Giulia dopo la pandemia. I fondi comunitari POR FESR e POR FSE sono stati incrementati del 16,5%. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli al termine della Commissione Affari Europei ed Internazionali, alla quale ha partecipato in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia. Quasi 739 milioni di euro per rilanciare la programmazione europea 21-27. Questo è il riparto che è stato concordato in seno alla Commissione Affari Europei della Conferenza delle Regioni e che anticipa appunto il più 16,5% di risorse rispetto alla programmazione europea 14-20 nella futura. Questo è un risultato per noi importantissimo che riconosce le esigenze del territorio ma anche le potenzialità in termini progettuali e di investimento che abbiamo su questo territorio, soprattutto dopo l'emergenza pandemica che oggi ci consegna un Friuli Venezia Giulia che ha bisogno e necessità di crescere in maniera qualificata. Questa iniezione di risorse è uno dei tasselli che si aggiungerà
le risorse che metterà in campo la Regione e anche lo Stato con le fonti di finanziamento derivanti dal Next Generation EU per creare davvero la crescita della Regione. La particolarità di questi fondi è destinata ai fondi POR-FESR e FSE e quindi pensiamo alla coesione, alla formazione e alle nostre imprese, a sostenere quindi tutti quei settori fondamentali del nostro tessuto produttivo che necessitano oggi ancora di più che in passato di una spinta derivante proprio dalle risorse europee. Un aggiornamento sulla campagna vaccinale. Nella prima giornata di aperture delle agende per le prenotazioni riservate alla fascia d'età 12-15 anni, le richieste pervenute alle 18 sono state complessivamente 1110. Per la prima volta in Italia e forse in Europa sulle sponde del fiume Torre è stata ripresa e studiata da vicino una cucciolata di sciacalli dorati. Giocano, si rincorrono, si riposano e si nutrono. Sono i 3 meravigliosi cuccioli di sciacallo dorato immortalati ad inizio primavera sul fiume Torre. A seguirli e a monitorarli nelle loro prime settimane di vita, grazie all'utilizzo delle fototrappole, è stato Stefano Pecorella, 29enne di Aiello del Friuli, fotografo e grande appassionato naturalista. È la prima volta in Italia, forse in Europa, che una famiglia di sciacalli dorati viene monitorata in fase riproduttiva così da vicino. Dati e immagini che certamente aiuteranno ad ampliare le informazioni sulla biologia e la riproduzione di questo canide che negli ultimi 30 anni ha registrato una forte espansione nell'Italia settentrionale. L'esigenza era appunto di approfondire un po' la biologia, in particolare quella riproduttiva di questa specie che in Europa è ancora molto meno studiata rispetto a quella del lupo e della volpe rossa. Per questo motivo ho cominciato a seguire alcune delle tane del tasso che si sa vengono sfruttate dallo sciacallo dorato per la nascita dei cuccioli. Ho avuto la fortuna che una di queste tane è stata occupata da una coppia di sciacalli dorati, una coppia di animali giovani che ha scelto queste tane per la nascita dei piccoli. Tante le scoperte, tra queste una sorta di parità di genere tra maschio e femmina. Abbiamo scoperto, grazie a queste riprese, che il padre ha un ruolo molto attivo nell'allevamento e nell'accudimento dei cuccioli. In particolare abbiamo visto che porta cibo alla femmina in allattamento, ogni notte rigurgita cibo per la femmina, curandosi addirittura di prepararle il banchetto prima che lei esca dalla tana. E poi una volta che i cuccioli sono usciti dalla tana si occupava assieme alla femmina della loro pulizia, della pulizia del loro mantello dai parassiti, li sorvegliava e giocava con loro. Riprese eccezionali che per Pecorella rappresentano il coronamento di 10 anni di studi sulla specie, un degno saluto prima di una pausa, quanto mai necessaria. Diciamo che adesso dovrò occuparmi dei miei cuccioli perché sto per diventare papà di 2 gemellini, per cui come il papà di sciacallo mi dedicherò anch'io con tutto me stesso a loro, farò il paparino a tempo pieno. La Giant Trees Foundation sta per partire dal Friuli verso l'Ucraina, dove punta a misurare la pianta più alta d'Europa. Anche la NASA è interessata a questa missione. Ecco allora un'anticipazione del racconto che sarà proposto durante la puntata di questa sera di Elettroshock, in onda alle 21. 3 tree climbers friulani ed altrettanti tecnici documentaristi di una società triestina partiranno venerdì alla volta dell'Ucraina, dove contano di misurare quello che potrebbe essere l'albero più alto d'Europa. La missione, almeno sulla carta, dovrebbe durare una decina di giorni. La spedizione, guidata dalla Giant Trees Foundation, che di recente in Toscana ha misurato l'abete bianco più alto d'Italia, sarà seguita con attenzione anche dalla NASA. Lo studio di questi giganti verdi, infatti, consente di raccogliere diverse informazioni utili sull'ecosistema e non solo. Allora, la destinazione è l'Ucraina, abbiamo avuto anche qui delle segnalazioni che ci indicano che appunto all'interno di queste foreste potrebbe esserci uno degli alberi più alti d'Europa. Attualmente l'albero più alto d'Europa è un eucalipto in Portogallo di 73 metri e speriamo di riuscire a oltrepassare questa misura con una pianta che è della stessa specie dell'albero più alto d'Italia, che è una specie non autoctona, è una Douglasia, in Italia è alta 62 metri e 45, in altri paesi europei sorpassa i 68 metri e sembrerebbe che appunto in Ucraina ci fosse una pianta che può sorpassare i 70 metri e oltre.
Partiamo proprio venerdì, stiamo mettendo a punto un po' l'ultima attrezzatura. La NASA è interessata a quello che è lo stato di salute delle foreste tendenzialmente e alla loro espansione o restringimento. Con le modificazioni climatiche certamente abbiamo delle alterazioni anche nella salute dei boschi, che vengono misurate, possono essere recepite appunto dal satellite, nella capacità di sottrarre anidride carbonica nell'intera atmosfera da parte appunto delle stesse foreste, ma come dicevamo prima anche l'altezza degli alberi ci può cambiare immediatamente la quantità di legno che una foresta è in grado di immagazzinare. Ci fermiamo qui, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione. Vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con le news sportive. Si parlerà in particolare della caccia al successore di De Paul dopo l'ufficializzazione della partenza per la Spagna e dopo lo sport, le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.